Dopo 50 giorni trascorsi nel carcere di Montorio Veronese con l'accusa di aver ucciso Giulia Cecchettin, è in programma un trasferimento per Filippo Turetta, il 22enne di Torreglia. Il giovane dovrebbe passare da una cella dell'infermeria, dove si trova dal momento in cui è stato trasferito in Italia dopo l'arresto in Germania, a un'altra della cosiddetta terza sezione. I tempi non sono certi perché sembra, da quel che trapela dal carcere, che ben pochi detenuti, forse solo 2, siano disposti a condividere la cella con Turetta. Quanto alla vicenda dei videogiochi utilizzati dal giovane, emerge che si tratta di un apparecchio già in dotazione all'area dell'infermeria ben prima dell'arrivo di Turetta, quindi nessun privilegio. Venerdì 12 gennaio il sottosegretario padovano alla giustizia Andrea Ostellari visiterà il carcere veronese. Il carcere non è un parco divertimenti, i detenuti devono studiare, lavorare e partecipare a un percorso rieducativo. Chi ha sbagliato deve poter espiare la sua pena in condizioni di dignità ma senza premi. Voglio assicurarmi che ciò accada anche nell'istituto veronese. In caso contrario adotteremo i provvedimenti necessari. Ostellari affronterà i vari problemi all'ordine del giorno, al di là del caso Turetta, come il sovraffollamento, la riqualificazione della struttura e la piaga dei suicidi e dei tentati suicidi, un fenomeno che riguarda tutte le carceri italiane. Secondo una stima dell'associazione Sbarre di Zucchero, infatti, i detenuti che si sono tolti la vita sarebbero stati ben 68 in Italia nel corso del 2023.